Buonasera, buonasera a tutti e Buonasera. benvenuti alla bomba e il suo contrario. La bomba e il suo contrario, questa serie di trasmissioni che stiamo facendo contro la guerra, contro le guerre. Stasera puntata ricchissima. Innanzitutto saluto Giovanna che Io è in saluto te e collegamento. tutti. Grazie Giovanna. Grazie. E avremo dei video, commenteremo questi video, insomma ci sarà parecchio lavoro da fare e per questo io direi a Donato, se è pronto, di partire subito con la sigla, così poi entriamo subito dopo la sigla nella trasmissione vera e propria. Donato. In queste trasmissioni, come sapete tutti voi che ci seguite, stiamo cercando di mettere in luce tutti gli orrori prodotti dalle guerre. Pensavo di fare 4-5 puntate su questo argomento, invece più andiamo avanti e più i temi escono, più le cose vengono fuori, potrei dire quasi da sole. Gli aspetti negativi della guerra. Perché voglio mettere in luce questi aspetti? Perché noi dobbiamo convincerci di una cosa, che la guerra è contro la nostra natura. Noi non siamo nati per fare le guerre. La guerra è un'eccezione rispetto al nostro modo normale di essere e di concepire la vita. Qualcuno potrebbe dirmi: ma prendi un sussidiario, vedi che la storia è un susseguirsi di guerre, a parte che tra una guerra e l'altra ci sono 40-50 anni, ma i sussidiari raccontano le guerre. La vita di tutti i giorni non è fatta di guerre. Noi non nasciamo per fare le guerre. Tutto questo è stato detto in maniera molto colta e molto acuta anche da Maurizio Scillitani, che abbiamo avuto come ospite, e che ci ha parlato del libro di un professore, di uno studioso pisano, docente di filosofia del diritto, che appunto tratta questo tema. E io spero che Donato riesca, mentre io parlo, a recuperare la copertina di questo libro, così lo facciamo pure vedere. E stasera metteremo in luce alcuni aspetti, eccolo qua, il libro di Tommaso Greco, Critica della ragione bellica. Ovviamente io ho un po' semplificato i concetti contenuti in questo libro, che invito tutti quanti a leggere, e invito tutti anche a seguire, a recuperare da internet la trasmissione che ha fatto Maurizio Scillitani, perché veramente io l'ho seguita ed è stata molto intensa. Quindi noi non siamo nati per fare la guerra, noi siamo nati per stare insieme agli altri uomini, per studiare, per cercare di capire il mondo, per confrontarci con gli altri, per crescere insieme agli altri, non certo per ammazzarci gli uni con gli altri. Quando questo capita è una deviazione dalla nostra natura vera. Voglio arrivare subito ai video che utilizzerò per mettere in luce alcuni aspetti orribili della guerra. Questa è la verità. La guerra è un orrore. Così poi consentirò a Giovanna li commenterò e poi consentirò a Giovanna di aggiungere qualcosa a quello che dirò io.
Il primo video che vediamo è di Cristiana Buccarelli. Cristiana Buccarelli è una prosatrice, una narratrice, anche poetessa. Gli altri due video che vedremo sono di due poeti, Marelia Aricò e Stefano Gaudino. E perché inizio con questo video di Cristiana Buccarelli? Perché in questo video, verso la fine, negli ultimi secondi del video, Cristiana dice una cosa che noi dobbiamo sempre tenere presente. Noi stiamo a migliaia di chilometri dalle guerre. Come le viviamo noi queste guerre? È una maniera, è un modo tutto teorico di vivere queste guerre. E quelli che vivono veramente le guerre sono quelli che stanno sotto le bombe, ed è tutta un'altra storia. Noi non possiamo a distanza di migliaia di chilometri dire sì, ma quello ha ragione, quell'altro ha torto. No, hanno torto tutti. Quando scoppia una guerra hanno torto tutti, e le guerre devono fermarsi tutte. Non c'è chi ha ragione, chi ha torto. Non esiste un discorso del genere. Però Cristiana Buccarelli lo dice molto bene. Non voglio svelare, seguite con attenzione gli ultimi secondi del video, non voglio svelare il modo in cui lei ci racconta tutto questo. E quindi prego Donato di mandare il video della mia amica scrittrice. Buonasera, caro Enrico e tutti gli amici della Parola Abitata. Allora, leggo un brano dal mio romanzo autobiografico Un tempo di mezzo secolo, io ho edizioni, dedicato alla guerra. Guerra in Ucraina. Il 24 febbraio del 22 il presidente russo Vladimir Putin attacca l'Ucraina. I primi bombardamenti avvengono alle 5:30 del mattino. Vengo a saperlo verso le 12:30, all'uscita dalla mia lezione di yoga. In quel momento mi trovo in piazza Plebiscito e mi sto dirigendo verso via Toledo. C'è un sole luminoso e tutto intorno gente che passeggia tranquilla, come se fosse un giorno precoce di primavera. Non riesco quasi a credere che nello stesso momento gli ucraini si debbano nascondere sottoterra, nei bunker e nelle stazioni della metro per sfuggire alle bombe. Tutto ciò che ho intorno mi appare irreale, i sorrisi spensierati della gente per strada, l'allegria dei bambini, mentre le bombe cadono in Ucraina. A Napoli c'è chi entra in un negozio, chi mangia un cornetto, chi mostra la sua arte per strada. Eppure, a me sembra che di colpo l'Europa sia tornata indietro di 80 anni, a quegli eventi indicibili del secolo scorso, la Germania che invade la Polonia e così via. Non riesco ancora a crederci del tutto, sento un nodo alla gola. Non ci sono ragioni degli uni o degli altri, non si può parteggiare per qualcuno come se fosse una partita di calcio, perché sta accadendo qualcosa di tragico, di atroce. Se penso alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, quando Mikhail Gorbaciov e Ronald Reagan si incontrarono a Mosca e nel giro di qualche anno fecero un trattato per il disarmo nucleare, non posso negare a me stessa che quest'ultima guerra è un atto di involuzione totale nella storia europea e del mondo intero. Ciao amici, grazie Enrico per l'invito. Ecco, non è una partita di calcio, non siamo autorizzati a fare il tifo per gli uni o per gli altri. Questo lo possiamo fare quando guardiamo la partita della nostra squadra per televisione o quando guardiamo un avvenimento sportivo, ma quando c'è la guerra non siamo autorizzati a comportarci in questa maniera. Giovanna. È vero. Concordo perfettamente, è assurdo che ancora si possano fare le guerre, ma purtroppo ci sono sempre quelle persone che sappiamo che vogliono prevalere sugli altri, non con l'intelligenza, ma con la forza, dal mio punto di vista. La forza Sì,
Ma è terribile il modo in cui Cristiana Buccarelli descrive il modo normale nel quale noi continuiamo a vivere, ci prendiamo il caffè, ci sediamo al bar con gli amici e discutiamo di questa guerra come se stessimo discutendo di qualcosa che succede in un film, in un romanzo, senza riuscire a capire che per quelli che ci stanno dentro è una tragedia indescrivibile. Forse vogliono abituarci che è tutto normale, in realtà non È lo tutto è. normale, non lo In è. realtà non lo è. Ah, C'è ecco una qui, guarda. crudeltà a prevalere sugli altri. Sì, vogliono normalizzare la crudeltà, ma non ci riusciranno. Abbiamo ricevuto il saluto di una delle studentesse di cui poi manderemo più avanti il video. Senti, passiamo al secondo contributo, che è quello di Marilia Aricò, la quale mette in luce che cosa? Gli effetti collaterali delle guerre, anzi gli effetti indiretti. Sentiamo quello che dice e poi lo commentiamo. Una poesia. Escet ecos. Credete che non vi veda, ora che sono carne in putrefazione, lasciata alla pietà dei gabbiani, che stridono in larghi cerchi sopra di me. Che volete che vi dica? Pensavo di potermi salvare e con me il mio bambino. Pensavo di avere diritto alla vita, essendo per caso o per disgrazia nata. Proprio come quelli che nascono nella parte fortunata del mondo. Ora che mi guardate dal vostro televisore, pensate che tutto questo non vi riguardi e che sia solo un cadavere in più. Ma io vi vedo e vi giudico. Che siano maledetti quelli che affamano il mondo. Sono d'accordo. Beh, c'è poco da aggiungere. Le guerre causano disastri e questi disastri a loro volta ne causano ancora altri. È una catena di orrori. Perciò non possiamo proprio accettare l'idea della guerra, perché poi la guerra porta a conseguenze come quelle che ci ha descritto in maniera, direi così, tragica, essenziale e tragica, la mia amica Marilia Aricò. Giovanna. È vero, ma io ho a che fare anche con molti stranieri che vengono qua. Li illudiamo che qui va tutto bene, eccetera, gli buttiamo le bombe, li facciamo scappare, poi vengono qui e non li vogliamo. Allora mettiamoci d'accordo. Non possiamo farli scappare per le guerre, poi vengono qui, non li vogliamo, andatevene via. Cioè, mettetevi d'accordo. Cioè, è assurdo, sono cose impensabili. È impensabile. E queste guerre poi sembrano guerre locali tra signori della guerra locali, ma dietro a queste guerre ci sono le nostre multinazionali che devono procurarsi i metalli particolari, i diamanti, il petrolio, e quindi si combattono tra di loro. Quindi dietro c'è sempre la corruzione. È un gioco di interesse, Sì, interessi non lo sporchi. fanno per liberarle, loro non hanno bisogno, loro lo No. fanno per i loro interessi e basta. Sì. Senti, adesso abbiamo il contributo di Stefano Gaudino, poeta napoletano raffinatissimo, mio amico ovviamente, e sentiamolo e poi ti dico qualcosa io, Giovanna, e poi aggiungerai qualcosa tu. Grazie. Stefano Gaudino. A Palombo, la pace sta in da panza, in da uno sguardo, che guarda oltranza. Hanno pensiero in coppa a memoria, hanno una buona parola, ma purtroppo pure in da gloria, che vuoi dicere, fa di te una bella storia. Tanto tu sai, Palomba mia, la pace piace a chi guerra tace.
Ecco, questo video, bellissimo, dici la verità, questo video mi dà la possibilità anche di dire qualcosa a proposito della poesia. Stefano Gaudino ci ha dato un video di 30 secondi, ma in questi 30 secondi ha detto delle cose che in prosa o in una trasmissione di confronto forse ci vorrebbero ore per dirle. Il poeta parla con tutto, parla con il posto nel quale declama le poesie, con il tono della voce, con tutto quello che fa. E Stefano Gaudino qui cosa ha fatto? Si è messo in una posizione tale da avere come sfondo uno scorcio molto suggestivo di Napoli. E questo crea un contrasto con quello che lui legge, perché Napoli è la città del vogliamoci bene, dell'amore, del cerchiamo di capirci, è la città più antitetica al concetto di guerra che ci possa essere. E lui ha recitato questa poesia proprio di fronte ad uno scorcio della nostra città, ma era al tramonto, ha scelto la luce del tramonto, perché anche una città come Napoli, nella quale l'amore trionfa, e non è un luogo comune ovviamente, in questo momento vive le sue ombre, cioè vive tutto questo in maniera drammatica. Vedete il poeta come parla e dice le cose anche che vanno al di là del semplice testo. Poi come ha recitato questo, come ha declamato questa poesia? Con un cane in braccio, un cane tra l'altro che è simpaticissimo, insomma, è molto, molto vivace. E questo che vuol dire? Vuol dire, io vi sto parlando degli uomini che si combattono tra loro, che si odiano, ma noi siamo un tutt'uno con la natura sta qua in braccio a me e noi siamo nati per vigilare sulla natura, per vivere dentro alla natura. Quindi lui ha letto una poesia che è sostanzialmente una poesia contro la guerra, però tenendo in braccio un animale simpaticissimo che è proprio il contraltare rispetto a quello che stava dicendo lui. Vedi quante cose ma ce ne sono ancora altre, per carità. Io adesso mi fermo qui perché poi ognuno da questo video trarrà le cose, le conclusioni. E poi la poesia è anche questo, sai, ognuno ci legge delle cose diverse. Hai visto, Giovanna, che bei contributi che ti ho fatto vedere? Sì, è vero, hai ragione. Purtroppo l'uomo, non siamo tutti uguali, ci sono persone bravissime, ma ne basta uno cattivo che cerca di prendere il potere e di schiavizzare tutti gli altri, perché c'è anche la gente brava per quello, no? No, io penso che la stragrande maggioranza delle persone vuole vivere la vita tranquillamente, serenamente insieme agli altri, vuole godersi ogni istante della vita in maniera semplice. E poi ci sono questi mitomani, queste persone, secondo me malate, insomma, perché ci vuole una forma di patologia per desiderare la guerra. Questo è quello che penso. Nascono un po' con l'odio addosso e questo odio, voglia di vendetta, fanno delle stragi. Sì, secondo me nascono, si fissano. C'è qualcosa che non funziona nella testa di questa gente. Esatto. Senti Giovanna, ci dai adesso il tuo contributo? Ci offri il tuo contributo? Vai. Volentieri. Allora, questi sono ricordi di guerra della mia famiglia. Io li ho raccolti in 130 volumi di varie case editrici. Sono dei 3-4 pagine. Vedete, sono queste. Comunque ve li faccio vedere. Inizio. Conseguenza della guerra. Era scoppiata la seconda guerra mondiale e i miei zii furono reclutati. Loro dal fronte scrivevano ai familiari, ma la corrispondenza non arrivava perché il governo di quegli anni aveva cambiato i nomi degli indirizzi e le lettere si disperdevano. Finita la guerra, i miei zii erano convinti di rientrare a casa, ma dovettero prolungare il ritorno di ben 2 anni
e i miei nonni li diedero per morti. Un giorno un soldato sporco, sgualcito, denutrito, con la barba lunga e le scarpe rotte, bussò all'uscio e mia nonna aprì e gli disse: «Soldato, posso darti solo un pezzo di pane con del companatico e dell'acqua? Anche i miei figli sono in guerra e chissà dove si trovano». Lui si mise a piangere e disse: «Mamma, sono io, non mi riconosci più?» In quegli anni aveva perso 30 chilogrammi. Si abbracciarono piangendo. Adesso un mio anziano zio si ricordava che, sbarcati gli inglesi, loro si trovavano insieme alla nonna in un negozio di alimentari. Essendo rimasti orfani, erano vestiti di nero come la nonna. Gli inglesi li apostrofava come fascisti. Loro ignoravano la nostra antica usanza di vestirsi di nero a fronte di un lutto. La negoziante rispose: «Sono solo dei piccoli orfanelli, accompagnati dalla nonna che ha perso prematuramente la figlia». Allora erano 7 anni per defunto. Mamma mia. Diceva che purtroppo aveva vissuto una vita vestita di nero a causa di tutti i parenti deceduti nel corso della sua vita. Ricordava spesso l'immagine di una donna che le aveva salvato la vita mentre si trovava in servizio in una caserma di Ragusa. A un tratto, al di là della finestra, vide lontano un'immagine di una donna che assomigliava a sua sorella, morta solo pochi anni prima. Sentendosi attratto e incuriosito da quel volto, uscì dalla caserma e si allontanò istintivamente per raggiungerla. In quel momento una bomba colpì quel lato della caserma, uccidendo tutti i soldati di servizio, mentre lui ne usciva miracolosamente indenne. Quell'immagine di donna le aveva salvato la vita. Sono 3 esperienze vissute dai miei genitori, dai miei zii, dei miei nonni, che ci raccontavano quando eravamo piccoli, e sono belli, eh? Sì, sì, Non toccante. riconoscere il proprio figlio, avevo perso 30 kg. Sì. Tu hai detto il numero anche prima, quanti sono questi frammenti che hai raccolto? No, io ho scritto 130 racconti, 130, sì. ma non tutti sulla guerra, di tanti, ce ne sono molti altri della guerra, e tutti i ricordi che avevo li ho scritti appunto per queste case editrici, erano svolgimenti letterari, che li hanno inseriti tutti nei libri. 130 libri con questi, sono bei ricordi, anche perché insegno agli altri che cos'è la guerra, la fame, disperazione, sapere ritornare, e soprattutto il mio messaggio è ai giovani devono saperlo, cos'è la guerra, perché i nostri nonni l'hanno vissuta, i nostri genitori anche, noi per fortuna no, ma loro devono sapere cosa vuol dire. È Sì, importante. sì, sì. Sì, sì, la guerra è una cosa difficile da comprendere, perché specialmente i giovani sono abituati ai film, anche ai giochi, insomma, per loro è quasi una cosa teorica, invece con questi tuoi racconti fai toccare con mano il dramma vero di tutto questo, sì, specialmente ai giovani. Sono storie Specialmente ai vere giovani. vissute. Sì, 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 specialmente ai giovani dobbiamo far capire cos'è veramente la guerra. E ne ho tantissime, volendo ne ho vabbè adesso, ma ne ho tantissime di storie perché i nonni ci tenevano Sì. quando eravamo piccoline, ci sedevano lì, io parlo, i miei nonni erano dell'880, io ho 70 anni, Caspita. e anche i miei genitori ci raccontavano appunto, ci tenevano a farci di sapere queste cose, come si viveva in quegli anni, quello che è successo. Ed è Sì. molto positivo secondo me, raccontare. Poi ho notato una cosa, che sei molto essenziale nel linguaggio,
riesce a dire le cose in pochi righi, quindi è ancora più efficace il messaggio. Senti Giovanna, qualche altro testo lo riesci a recuperare? In questo momento? Sì, adesso, da quel librone enorme che No, ci ma devi far non vedere sono tutti bene, però. miei, eh. No, Sì, no, sì, i lo miei so, sono lo so, tre lo so. pagine. Però aspetta, Dio, vediamo. Vabbè, ma sempre... Beh, posso dire che un mio zio mi raccontava che nei pressi della casa del mare dei genitori, a Marina di Ragusa, vide una giovane e bella donna, se ne innamorò e la sposò. Abitava nella casa di fronte alla sua. Essendo convalescente, passava tante ore in giardino, su una comoda poltrona, osservando questa bellissima giovane castana che canticchiando stendeva la biancheria. Cioè lui aveva attraversato chilometri e chilometri a piedi per tornare a casa, perché allora non c'erano i mezzi di adesso, e quindi stare in questo giardino, perché i miei avevano questa bellissima villa, stare in questo giardino, osservare che erano vivi, cioè Sì, ritornare sani e salvi senza... E guardare, e questa donna che voleva farsi notare, perché allora per farsi notare canticchiava, si faceva bella, anche questo è un ricordo del dopoguerra, del e questo è dopoguerra. anche positivo. Sì, sì. Poi ti devo dire una cosa, Giovanni, li leggi anche bene questi testi perché dai un ritmo, una cadenza, forse tu non te ne rendi neanche conto, ma li leggi in maniera coinvolgente. Chi ti Grazie. ascolta viene trasportato anche dal suono della tua voce. Grazie, Senti, ma io frequento un gruppo di amici, siamo in 10, che cerchiamo di ravvivare la nostra cittadinanza. Facciamo degli spettacoli e io cerco di leggere magari dei racconti oppure delle poesie di amici emergenti per farli conoscere, oltre alle mie. vabbè, E poi anche sì. a Ragusa facciamo dei reading, tutto per la cittadinanza, perché vengono tanti turisti e non tutti vogliono pagarsi gli spettacoli di gente che costa. Noi facciamo tutto gratis, facciamo tutto gratis e lì sono contenti di ascoltarci, che noi appunto recitiamo poesie, ci divertiamo tra di noi perché non siamo pagati, Lo facciamo solo così per far contenti i turisti. Non ho fatto scuole di recitazione, semplicemente mi piace fare che gli altri mi ascoltino, questo sì. Vabbè, diciamo il tuo laboratorio è stata la tua stessa attività. Senti, ma tu sei proprio di Ragusa, città o vicino Ragusa? No, io sono nata proprio a Ragusa città. Ragusa Quindi città. sei Mia proprio madre è di radicale. Ragusa Ibla, che è storica. No, è proprio Ragusa città. Però vivo dagli anni 70 a Milano, dove mi sono sposata e tutto il resto, e vivo qui da 56 anni, si può dire. Però vado sempre in Sicilia 4 mesi, appunto perché facciamo spettacolo. Che bello, che bello. Sì, nelle Sei piazze, riuscita, anche nelle piazze, sei anche qua a riuscita, Milano, ma anche qua a sì. Milano con il gruppo Bugatti facciamo nelle strade, ci facciamo ascoltare e soprattutto quando ci sono i quadri, le mostre dei quadri, noi recitiamo e la gente ammira noi, ascolta noi, vede i quadri e a volte c'è anche gente che suona musica, fa musica. Ah, che Quindi bello. creiamo un'atmosfera musicale, di poesie, di brani e anche i quadri. Si crea una certa atmosfera, è tutto gratuito. No, comunque sei stata molto brava a non perdere i rapporti con la tua città, questa tenacia di tornare sempre. È importante mantenere con forza il legame con le proprie radici. Senti, vorrei chiedere a Donato se può intervenire, perché vorrei introdurre il video con il quale completeremo la trasmissione. Ecco Donato, ciao. Senti, e vorrei, poiché io non conosco conosco semplicemente per averci fatto una trasmissione insieme, ma non so tutte le attività che fa la maestra di questi bambini.
chiederei a te di presentarla anche, diciamo, per il contributo che dà Officina Mediterranea. Allora sì, la maestra in questione si chiama Anna Maria Fumeto, doveva esserci presente anche quest'oggi, ma era fuori, per cui evidentemente non è riuscita a collegarsi. Diciamo una maestra elementare della terza A della scuola primaria di Nemoli. Ho visto che ci sono già parecchie collegate da Nemoli oggi, quindi salutiamo tutti i bambini e genitori di Nemoli. E è una classe, diciamo, abbastanza attiva, perché ha partecipato a tutte le nostre edizioni del Festival di Matera, e mi è sembrato di capire che stanno per partecipare anche a quello di Lago Pesaro, ma si stanno già andando oltre, già fino per Matera di fine anno di nuovo, quindi è una classe molto attiva, la maestra è molto attiva, quindi li fa partecipare dappertutto perché è molto inclusiva. Tra l'altro avremo la possibilità di averla ancora come ospite, perché ci parleranno, come ti dicevo l'altra volta per telefono, di una bella storia che è successa a Nemoli, di una adozione, ma di questo poi ne parleremo più specificatamente nelle prossime puntate. La maestra cosa ha fatto? Maria Luisa Fumeto si chiama, prima ho detto Anna Maria, forse ho sbagliato io, e ha preso tutti i bambini nella classe e ogni bambino ha detto un suo pensiero sulla guerra, e quindi è venuto questo bellissimo collage che abbiamo già fatto vedere e che tu giustamente vuoi far rivedere, perché è bello, insomma, è stato realizzato comunque dai bambini, quindi l'innocenza pura di come deve essere. Quindi se vuoi te la mando in onda subito. Senti, l'innocenza ma anche l'arguzia, perché questi bambini hanno detto cose che forse noi adulti ci sogniamo di dire. Senti Donato, io direi salutiamo ora io, Giovanna e tu, e chiudiamo la trasmissione proprio con questo video, e poi mandi direttamente la sigla, se sei d'accordo. Perfetto. Sì, va bene. Quindi rimanete comunque collegati, che adesso c'è il video dei bambini. Noi vi salutiamo, se volete scrivere dei commenti scriveteli, li mandiamo in sovraimpressione tranquillamente, e poi ci aggiorniamo lunedì per la prossima puntata, e con la puntata di storia per la prossima settimana, ovviamente. Sì. Giovanna, saluta tu i nostri amici. Saluto a tutti, spero di essere ancora ospite e mi preparo per altre storie. Sì, certamente. Grazie. Te lo stavo per chiedere, mi hai semplicemente anticipato. Prepara altri di questi tuoi frammenti che sono molto opportuni in questa trasmissione. Io saluto tutti e vi do appuntamento ai nostri prossimi incontri. Buonasera. Saluto anch'io tutti e grazie di averci ascoltato. La guerra è grigia, ruba i colori. La pace è una coperta calda che ci riscalda tutti. La guerra è il gelo che entra nelle ossa. Per me la guerra è come un gioco dove perdono tutti, anche chi vince. La guerra toglie la voce alle persone, la pace invece le fa cantare insieme. Secondo me la guerra è quando gli adulti dimenticano come si fa a chiedere scusa. Vorrei che i soldati usassero i carri armati solo per portare i bambini a scuola. La pace è una merenda mangiata insieme, la guerra è restare senza pane. I grandi dicono che la guerra serve, ma io credo che servano solo gli abbracci. Se la terra potesse parlare direbbe che la guerra fa venire il mal di pancia. Per fare la guerra servono le armi, ma per fare la pace basta una stretta di mano. Secondo me la guerra è un errore di ortografia nel libro del mondo. Con la guerra i fiori hanno paura di sbocciare. La guerra è come un puzzle calpestato, i pezzi si rompono e non si incastrano più. La guerra è una scatola di matite dove sono rimasti solo il grigio e il nero. La guerra è un ladro che si ruba i colori ai disegni dei bambini.